tutto in una partita, perché Venezia e Chievo si giocano l'intera stagione in 90 minuti, in caso di pareggio al 90esimo saranno 120 minuti, poi con la regola che nel caso di ulteriore parità passerà in semifinale la miglior classificata in campionato, cioè il Venezia. Chi passa il turno in semifinale trova il Lecce, che è arrivato quarto nella stagione regolare. Per i lagunari questo è stato un campionato sicuramente oltre ogni aspettativa, con la squadra di Zanetti che è arrivata quinta, lo ricordo, alla fine della stagione regolare, e che è stata in grado di sorprendere non solo per i risultati ma anche per il bel gioco. Chievo che invece ha conquistato i playoff con un rush finale, ma che di sicuro in questa sfida in 90 o 120 minuti non parte sfavorita. Mattia Zaccagni che viene affrontata ancora una volta con successo da Gigi, e poi la ripartenza. Venezia in vantaggio, il gol di Aramu al quinto minuto. È stato bravo Aramu a controllare un pallone a centro area, a girarsi rapidamente, a mettere la sfera nell'angolino più lontano alla destra di Semper. È il gol numero 10 per Aramu in stagione, quindi il Venezia è già in vantaggio al quinto minuto. Venezia 1, Chievo 0. Linea a te. Scusa Lopez, il gol è sotto indagine VAR, l'arbitro sta aspettando indicazioni dalla sala, e quindi questa è una novità, perché qui in Serie B non c'è di solito l'ausilio del VAR. Il signore Di Paolo sta controllando qualcosa, in realtà non riesco a comprendere, perché mi sembrava un'azione tutto sommato regolare, almeno che non ci fosse un fuorigioco in partenza. Saremo più precisi al prossimo collegamento. A te. Opportunità. Scusa Lopez, annullato per fuorigioco, probabilmente in partenza di azione, perché l'azione poi era abbastanza chiaramente regolare, il controllo di Aramu, e quindi c'è stato un fischio da parte dell'arbitro che ha fatto controllare, non è andato direttamente al VAR, ma Di Paolo dalla sala VAR probabilmente ha trovato qualcosa di irregolare. Dalla posizione in cui è stato battuto il calcio di punizione mi sentirei di dire che probabilmente c'era una posizione irregolare, perché altri falli, a dire la verità, non ne ho visti. A te. E dietro per Gunther siamo nella... Scusami, ancora il VAR, ma questa volta per decretare un rigore per il Chievo. C'è stato un tocco con un braccio di un giocatore della Venezia centro area. Anche qui c'è voluto l'intervento della sala di controllo per decretare il rigore. Sul dischetto è andato Garritano, pronto a battere questo calcio di rigore. Quindi innanzitutto VAR protagonista in questa partita. A te. Ti richiederò la linea tra poco, anzi no, la tengo perché è tutto pronto, è tutto pronto per il calcio di rigore. L'arbitro sta dicendo al portiere della Venezia di posizionarsi sulla linea di porta. Pronto Garritano a battere con il destro verso la porta dei lagunari. Parte Garritano, la rincorsa, il tiro e la palla tocca il portiere ma finisce in rete. Quindi siamo al 10° minuto. Il Chievo è in vantaggio, gol di Garritano su rigore. A te. D'accordo Massimo Zennaro, torniamo a Venezia. E a Venezia il Chievo è in vantaggio, siamo arrivati al 10° minuto, in 4 minuti tantissime emozioni. Prima il gol del Venezia annullato dall'arbitro con l'aiuto del VAR, e poi ribaltamento di fronte, il traversone di Canotto toccato con un braccio da Tugurdo a centro area. L'arbitro ci ha messo un po' e poi ha decretato il rigore. È andato Garritano che l'ha messa verso l'angolo alla destra di Maimpa, ma c'è arrivato il portiere finlandese, ma non è riuscito a deviare fuori dalla porta. Il pallone lentamente è entrato in rete. Torniamo però adesso da Massimo Zennaro. E allora è più chiaro, abbiamo visto al replay l'azione, c'era una posizione irregolare probabilmente di qualche centimetro di Aramu nel passaggio filtrante verso il centro dell'area. Francamente non me ne ero accorto, il replay è arrivato solo ora e quindi abbiamo visto che era in fuorigioco Aramu, e quindi giustamente annullato il gol al Venezia, il gol al 5° minuto. Andiamo da Massimo Zennaro. Adesso però il Venezia vicino al pareggio, il colpo di testa di Forte accarezza il palo ed esce, quindi ha una grande opportunità per la squadra di casa che sta cercando il pareggio con intensità, ma in questa occasione è andato davvero fuori di pochi centimetri. Il pallone toccato di testa in mischia da
forte su un buon traversone di Mazzocchi. La linea va a Venezia. 26 minuti giocati, Venezia 0, Chievo 1, punizione dalla tre quarti, un po' decentrata sulla destra per il Venezia. Sul pallone ci sono Aramu e Togordò, metteranno il pallone verso il centro dell'area dove ci sono 5 giocatori con la maglia nera. Il colpo di testa ancora una volta di Forte, il pallone liberato a pochi centimetri dalla linea da Cotali, e parte il contropiede, ci presenta solo davanti il portiere, il tiro e la palla fuori, ha fallito il gol del 2-0. Era Canotto che è andato via praticamente dalla sua metà campo. I due difensori del Venezia non sono riusciti a chiuderlo né nemmeno a far fallo sul attaccante del Chievo, che è entrato in area con il piatto destro, ha cercato di superare il portiere Maimpa, ma ha messo incredibilmente a lato, e davvero questo è un gol fallito da Canotto. Venezia. Sesto della ripresa, Venezia 0, Chievo 1, ma Chievo vicinissimo al raddoppio. Un errore della difesa a metà campo, un errore della difesa del Venezia, sbilanciato in avanti, se n'è andato Canotto in contropiede, è arrivato dentro l'area piccola con un tocco, con il tacco ha liberato Bertagnoli all'altezza del dischetto del rigore, battuta comoda, solo in posizione davvero molto favorevole. Il centrocampista del Chievo ha colpito in pieno il palo, e quindi sfortunato il Chievo, che è andato vicino al 2-0. Dall'altra parte un traversone lungo di Di Mariano ha attraversato lo specchio della porta, e poi è arrivato in corsa dentro l'area piccola Mazzocchi, che ha colpito in prima intenzione, non è riuscito però a coordinarsi al meglio, il pallone è finito sull'esterno dell'ariete. Partita davvero molto emozionante. Verso il centro dell'area il tocco, l'autorete, mi è parsa un'autorete, quindi il pareggio del Venezia al 15° della ripresa. Il pallone in mezzo sul traversone di Aramu. Bertagnoli protagonista sicuramente in negativo in questa partita, ha colpito un palo a porta praticamente spalancata, e adesso di testa ha messo il pallone alle spalle del suo portiere. Un intervento molto goffo quello del centrocampista del Chievo. Adesso il risultato tornato in parità al 15° della ripresa, Venezia 1, Chievo 1. Linea Venezia. A Venezia siamo al 29°, continuano le emozioni, c'è stato un contropiede in velocità del Venezia, Chievo molto sbilanciato, è la prima volta, la conclusione di Joensen che ha provato a girare dal vertice sinistro dell'area, il pallone è finito fuori di non molto, e poi ancora protagonista Bertagnoli, questa volta in positivo, la conclusione da fuori area con il volo decisivo di Maimpa che ha messo in angolo. Partita apertissima, squadre molto lunghe in questa fase. Andiamo da Massimo Zennaro. 34°, 1-1 tra Venezia e Chievo, punizione pericolosissima da posizione davvero ottima per Margiotta che è appena entrato al posto di Garritano. Sta partendo Margiotta con il destro, pallone a girare che colpisce l'incrocio dei pali, si salva ancora una volta il Venezia, il pallone rimane nell'area, poi un difensore allontana, e ancora un pizzico di fortuna per il Venezia e di sfortuna ovviamente per il Chievo, che in questa partita ha già colpito 2 legni, il primo con Garritano e questo splendido su punizione di Margiotta. Torniamo da Massimo Zennaro, Venezia-Chievo. Sì, siamo all'83°, c'è stata un'altra occasione per il Venezia, Ceccaroni ha messo palla in mezzo per Forte, anticipato all'ultimo istante da Rigione. Torniamo da Massimo Zennaro. 42 minuti, continua ad attaccare il Venezia, che ha avuto anche una palla buona poco fa in contropiede in mezzo per Forte, che dal dischetto del rigore ha provato la battuta di prima intenzione, ha messo a lato, adesso c'è un angolo per il Venezia da destra, tutto il Venezia in attacco, il Chievo chiuso nella sua area di rigore, insidioso il traversone, il tocco di un attaccante del Venezia con il pallone che finisce fuori di pochi centimetri alla destra della porta di Semper. Ancora una partita davvero vivissima, il colpo di testa è stato tentato da Fiordilino, che ha preso il tempo a Cotali, che però non è riuscito a colpire bene con la fronte e il pallone gli è scivolato sul fondo. Andiamo al finale di Venezia-Chievo con Massimo Zennaro. Il Chievo è vicinissimo al gol del vantaggio di Canotto, il pallone però è finito a lato, fischia l'arbitro,
triplice fischio, è finita il tempo regolamentare, quindi si va ai supplementari tra Venezia e Chievo. Grazie Massimo Zennaro. Siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare, Venezia 1, Chievo 1, subito una grande occasione per il Venezia con Jonsen che è arrivato sul fondo a sinistra, messo in mezzo appena troppo alto per l'inserimento di Aramu e quindi Venezia vicino al vantaggio. Rigore per il Chievo, un fallo su Di Gaudio di Ferrarini, l'ha toccato da dietro, ha messo giù il giocatore del Chievo, non ha avuto dubbi il signor Sozza a concedere questo calcio di rigore, un fallo molto ingenuo quello del difensore del Venezia, quindi secondo rigore per il Chievo in questa partita. Dal dischetto però non può andare Garritano, che è stato sostituito nel corso del secondo tempo. È pronto Mogos, il terzino destro di origine rumena del Chievo. Ancora un rigore per il Chievo al 14° del primo tempo supplementare. Parte Mogos, calcia il pallone in rete, Chievo di nuovo in vantaggio al 14° del primo supplementare. Chievo 2, Venezia 1, e quindi questo è un gol che a questo punto qualificherebbe alla semifinale contro il Lecce il Chievo. Partita continuamente in altalena, ricchissima di emozioni. 14°, manca un minuto e mezzo alla fine del primo tempo supplementare e il Chievo si è riportato in vantaggio. Venezia 1, Chievo 2. Adesso ancora il Chievo molto vicino al 3-1, c'è Obi, palla in area, ancora il Chievo che attacca, tenta Di Gaudio di mettere in mezzo, ma viene ribattuto dal Venezia che però non riesce a ripartire in velocità. Poi però c'è un lancio lungo a cercare Forte, salta un uomo, ne salta due, ma è ancora nei pressi della linea di metà campo, salta addirittura il terzo, lo mette a sedere, però non ha fatto grande strada, ha dato però il tempo al Chievo di chiudersi, ma ancora Forte in percussione, viene messo giù, ma ancora il Venezia in area, il tentativo di conclusione, la palla rimane verso il tiro di Malè, la palla in rete, 2-2 del Venezia. Azione in percussione, sembrava un'azione da rugby, con prima Forte che ha concluso la risposta di Semper, la palla che torna fuori, torna tra i piedi di Malè che in precario equilibrio riesce a colpire con il sinistro e mettere il pallone nell'angolino basso alla destra di Semper, dove il portiere del Chievo proprio non poteva arrivare. Questo è il gol del pareggio. Dicevo, partita dalle 1000 emozioni con il gol di Malè al secondo minuto di recupero che ha portato il Venezia sul 2-2. Ha fatto una grande azione Forte, poi la conclusione di Di Mariano ribattuta, ancora il pallone che viene messo fuori, ci arriva Malè che prima controlla, poi in caduta mette sotto, mette nell'angolino basso. C'è stato un tocco anche del portiere Semper che però non è riuscito a deviare fuori dai pali, e quindi il Venezia al terzo minuto di recupero si riporta in parità, e questo risultato significa al momento Venezia qualificato alla semifinale. Siamo al 116°, quindi mancano 4 minuti e 20 alla fine del tempo regolamentare. Il Venezia si difende e adesso però ha l'occasione per andare via il contropiede, solo il giocatore Jonsen, la conclusione, il palla in rete, conclusione deviata da un difensore. Jonsen mette dentro il gol del 3-2, quindi virtualmente il Venezia conquista la semifinale contro il Lecce. Azione di ripartenza, Chievo tutto sbilanciato in avanti, ovviamente doveva per forza di cose segnare la squadra di Aglietti, ne ha approfittato il Venezia, un tocco a metà campo e poi Jonsen è andato via, si è presentato nei pressi di Semper, il tentativo di Mogos di chiudergli lo spazio, la deviazione di Mogos che ha messo fuori causa il portiere Semper, e quindi il Venezia si è portato sul 3-2. Mani tra i capelli dell'allenatore del Chievo Alfredo Aglietti, che ovviamente, visto l'andamento della partita, ci ha creduto fino a questo punto. Jonsen mette in mezzo, Mogos tocca e supera il pallone, supera Semper, quindi Venezia sul 3-2. Forte che tenta di andare via ma si ferma Jonsen, ancora Malè, il pallone a cercare Forte, rimane in area, Forte va a terra, calcio di rigore per il Venezia, atterrato Forte. Adesso ci sarà un rigore per il Venezia al 121° minuto, cioè al 16° del secondo tempo supplementare. È stato messo giù Forte e l'arbitro ancora una volta, ed è la terza volta in questa partita, ha indicato il dischetto del rigore. Il
l'entrata di Forte in anticipo. Väisänen l'ha toccato sulla spalla e Forte è andato a terra. Per l'arbitro c'erano gli estremi per il calcio di rigore, anche se tutto sommato fallo molto difficile da individuare. E adesso siamo al 121esimo. Forte, proprio lui, è pronto a tirare questo calcio di rigore. È scaduto anche il minuto di recupero concesso in questa partita. L'arbitro sembra faccia segno che dopo non si rientrerà in parato il rigore di Forte, poi l'arbitro decreta la fine di questa partita, quindi parato il rigore di Forte, l'ultima emozione, parato il rigore di Forte, ma il Venezia vince per 3-2. Ricordo il tabellino delle reti: nel primo tempo al 10° minuto Garritano su calcio di rigore, al 16° della ripresa Bertagnoli, l'autorete di Bertagnoli per l'1-1 del Venezia, al 14° del primo tempo supplementare il vantaggio sempre su rigore di Mogos del Chievo, al secondo del secondo supplementare Malé il pareggio del Venezia, e al 12° a 3 minuti dalla fine il 3-2 definitivo di Jonsen, con il Venezia che vince questa sfida preliminare dei playoff per 3-2 con il Chievo e si conquista la semifinale con il Lecce. Tutto dallo stadio per Luigi Penzo. A voi la linea.